3 punti per alimentare il sogno playoff. La Nuorese ieri non ha giocato per il forfait del Terracina, ma il 3-0 a tavolino che il giudice sportivo le assegnerà in settimana farà salire a quota 29 punti verdi-azzurri, portandoli a 5 lunghezze di distacco dall'Aprilia, che occupa la quinta posizione, l'ultima utile per gli spareggi promozione. Il Terracina ha rinunciato alla trasferta a Nuoro a causa di una complessa situazione economica. La società da alcune settimane sta vivendo un momento complicato con l'addio del tecnico e di diversi giocatori. Per tutta la settimana sono rincorse le voci su una possibile rinuncia alla trasferta in Barbagia. Ieri sembrava che grazie anche alla disponibilità di uno sponsor a pagare i biglietti la squadra potesse giocare la gara del Frogheri. Invece i tifosi hanno chiesto ai tigrotti di non partire al fine di rendere esplicito a tutti la grave situazione. Così è stato. Ieri al Frogheri è giunta la terna arbitrale che ha fatto l'appello dei giocatori alla Nuorese, quindi hanno atteso che trascorressero i 45 minuti regolamentari per decretare la fine della sfida e affidare al giudice sportivo il compito di assegnare il 3-0 alla Nuorese. I verdi-azzurri però non hanno perso tempo e hanno svolto una seduta di allenamento. Dopo il riscaldamento la Nuorese ha disputato una partitella in famiglia in cui sono viste pregevoli azioni e gol. Alla sfida hanno assistito una decina di tifosi. Un lavoro complesso quello dello staff tecnico guidato dal tecnico Guglielmo Baci al fine di tenere alta la concentrazione del gruppo e soprattutto la condizione fisica della squadra che non gioca una partita ufficiale da 2 settimane. Domenica prossima la Nuorese sarà di scena sul campo del fanalino di coda Anzio Lavinio, una squadra che ha totalizzato solo 7 punti, uno dei quali preso la Nuorese che ormai perde da 7 gare consecutive. La Nuorese è obbligata a conquistare i 3 punti se vuole rimanere in corsa per i play-off. Archiviata la vittoria a tavolino sul Terracina, terzo 3-0 consecutivo al Frogheri, occorre ricominciare a vincere in trasferta dove il successo manca dalla sfida con l'Olbia.